Tra le novità presenti all'Etexpo si distingue per tecnologia e facilità di applicazione il veicolo a levitazione magnetica presentato dall'azienda trevigiana Ironlev, in grado di percorrere una tratta ferroviaria esistente senza alcuna modifica infrastrutturale. Lo abbiamo appena testato con successo sulla tratta Adria-Mestre, spiega il presidente Adriano Girotto, dimostrando che il nostro prototipo può essere applicato su larga scala, rivoluzionando il settore dei trasporti su rotaia grazie a semplicità tecnica e costi contenuti. In sostanza, con questa tecnologia detta levitazione ferromagnetica passiva, i pattini magnetici tengono sospesa la carrozza sulle tradizionali rotaie ferroviarie. Il risultato è nessun attrito né usura, con vantaggi energetici e assenza di rumore da rotolamento e di vibrazioni che rendono questa tecnologia italiana particolarmente efficace per applicazioni di trasporto urbano. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 13 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda il treno a levitazione magnetica. La troviamo, questa notizia, sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, in un articolo di Edoardo Bus, dal titolo "Svelato il treno a levitazione che vola sui binari già esistenti", presentato il brevetto dell'azienda trevigiana Ironlev. Il modulo sperimentale a levitazione è stato testato per 2 km sulla tratta Adria-Mestre. Nel dettaglio, prosegue il giornalista nel suo articolo, durante il test il prototipo del peso di 1 tonnellata ha percorso il tracciato di 2 km a una velocità autolimitata di 70 km all'ora. Ironlev è un'azienda high-tech con sede a Spresiano in provincia di Treviso, specializzata in sistemi a levitazione magnetica, già presente sul mercato con prodotti in vari settori, dal mondo dell'architettura ai sistemi di movimentazione industriale e agli ascensori, dove questa tecnologia può abbattere i costi energetici fino al 50%. Il primo veicolo al mondo che viaggia su binari tradizionali sospeso su un flusso magnetico necessiterà ora di una nuova fase di test con una vera e propria carrozza passeggeri prima di poter passare alla fase di commercializzazione. Ci vorranno ancora un paio d'anni di lavoro, confida Girotto, ma è il passaggio fondamentale per poi arrivare al test di un veicolo completo con pesi fino a 20 tonnellate e una velocità di 200 km l'ora. Comunque un grande passo avanti rispetto a tecnologie alternative che non hanno avuto applicazioni su larga scala a causa di elevati costi energetici e per la necessità di una infrastruttura ad hoc. Insomma, ci sarà da aspettare ancora qualche anno, ma poi forse vedremo il treno a levitazione magnetica sui binari già attualmente esistenti. E allora voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi. Ci spostiamo sul Gazzettino Veneto a mano armata, si potrebbe dire, leggendo il titolo della notizia che riguarda il sondaggio di questa settimana realizzato dall'Osservatorio Nord-Est in collaborazione con Demos. Difendersi in casa con le armi? Il consenso è sempre alto, 63%. A Nord-Est una larga maggioranza ritiene legittimo utilizzare ogni strumento per reagire alle incursioni dei malviventi. Gli unici in minoranza sono gli elettori del Partito Democratico. La domanda era proprio: se una persona trova dei ladri in casa, ha sempre il diritto di difendersi anche usando delle armi. Il 63% quindi ha risposto di sì, una percentuale che scende al 31% nel caso degli elettori del Partito Democratico. Il Gazzettino intervista Luca Pezzullo, presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, che dice: spesso non si pensa ai rischi e chi ha armi in casa sono persone che non sono spesso perfettamente addestrate e in grado di gestire le complicazioni di conseguenze psicologiche impattanti. Voltiamo pagina però e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Torniamo sui quotidiani del gruppo NEM, dove si parla di cambiamento climatico e montagna. Da Asiago a Recoaro la mappa degli impianti dismessi in Veneto. L'articolo è di Francesco Dalmas, che presenta un dossier, un report di Legambiente. Sempre meno neve in quota, chiusi provvisoriamente altri 92 fra seggiovie e ski lift, quindi quasi 100 impianti di risalita sono chiusi almeno temporaneamente in Veneto.
Valeria Ghezzi di ANEF dichiara: l'innevamento artificiale è una risorsa perché il turista invernale vuole poter sciare. Ma vediamo il report di Legambiente Neve Diversa 2004, che dà conto di 177 impianti temporaneamente chiusi in Italia, di cui 92 sull'arco alpino e 85 sull'Appennino. In Veneto risultano dismessi ormai definitivamente gli impianti di Villanova a Borca di Cadore, la seggiovia di Frassenè a Voltago a Gordino, un'analoga seggiovia a Mietres e ancora una seggiovia in località Staulin, sempre a Cortina. Nel 2017 ha cessato l'attività anche l'impianto di Coltondo, ancora Cortina, ancorché dotato di innevamento artificiale. 5 anni fa si è poi fermata la seggiovia di Colfiere sul Col Druscè, via pure lo ski lift di Crignes, sempre nell'Ampezzano, e quello di Guargnè. Morto e defunto l'impianto di Pierosa sopra Cortina, così pure lo ski lift di Lacedel. A Pocol c'erano una funivia e 2 ski lift, non esistono più dalla fine degli anni 70, cessata l'attività anche per lo ski lift di Malga Loreto, per le 2 seggiovie di Malga San Giorgio e per la seggiovia di Alverà. A Staunier era stata costruita un'ovovia in occasione dei Giochi Olimpici del 95, è stata tolta 8 anni fa la sciovia di Torre del Diavolo, a Misurina non è più operativa. Ancora 40 anni fa c'era una seggiovia a Pieve di Cadore che saliva al Col Contras, esistono solo i resti. Sull'altopiano di Asiago i 2 trampolini della valle del Paxtal sono stati dismessi ancora 20 anni fa. A Cesuna e Gallio, sempre sull'altopiano, 4 ski lift sono stati smontati ancora nel 2000, ma rimangono in piedi gli edifici di accoglienza. In Valmaron, ad Enego, il compressorio chiuso dal 2017 non si sa quando verrà riattivato. A Recoaro 1000 il compressorio con 2 seggiovie, una telecabina e uno ski lift ha ricevuto lo stop nel 2017. A Novezza di Ferrara di Montebaldo 2 ski lift e 2 tapirulan attendono di sapere la loro sorte dal 2019. Secondo Legambiente poi sono sottoposti ad accanimento terapeutico la cabinovia di Alleghe, che porta da quota 979 a 1470, nonché i 5 ski lift, la seggiovia e 2 tapirulan che ad Asiago salgono a quota 1200, per non dire delle 2 seggiovie e ski lift dell'Alpe del Nevegal. Insomma, un lunghissimo elenco, quello degli impianti dismessi, e poi ci sarebbero anche gli edifici di supporto. Ma leggiamo la dichiarazione di Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, che spiega: i numeri in aumento degli impianti dismessi, aperti a singhiozzo, smantellati, rappresentano l'ennesimo campanello d'allarme di un turismo montano invernale sempre più in crisi a causa della crisi climatica. Secondo Legambiente la pratica dell'innevamento artificiale è insostenibile. E del resto è evidente che nel lungo periodo non ha comunque impedito la chiusura di tantissimi impianti. C'è un'altra notizia poi sulla stessa pagina dei quotidiani del gruppo NEM che riguarda le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Bob, villaggio, aeroporto, le 20 opere più costose delle Olimpiadi a Cortina. Legambiente si chiede nel report appena diffuso se vale ancora la pena di investire nel settore. Il rapporto quindi mette in discussione anche le realizzazioni per i giochi appunto olimpici e il collegamento sciistico da 33,5 milioni di euro Civetta Cinque Torri. Tantissimi investimenti, tantissimi soldi pubblici per le Olimpiadi invernali di 2026, a partire dalla contestatissima pista da bob, ma sono tanti altri gli interventi finanziati, e proprio in questi giorni la notizia di un ulteriore interessamento della Corte dei Conti con alcuni rilievi e insomma un allarme relativo alla spesa che potrebbe esplodere. Ma voltiamo pagina, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, anzi chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una serie di notizie legate alla politica locale. Arrivano tutte in buona sostanza dalla Lega, dal centrodestra, dove le tensioni sono altissime, almeno in Veneto, ma anche a livello nazionale, come abbiamo visto in questi giorni dopo i risultati disastrosi per il partito di Matteo Salvini in Abruzzo. E allora proprio Matteo Salvini riparte dal Veneto, da Verona,
e leggiamo sulle pagine quotidiane del gruppo NEM cosa sta succedendo. Salvini blinda il Veneto, la regione nel 2025 resterà a guida leghista. Il segretario della Lega a Verona, tra amministrative e l'espulsione di Darè ci sono migliaia di amministratori, dice Salvini, che lavorano in silenzio per la loro gente. Su una possibile corsa in solitaria il ministro taglia corto e dice: noi lavoriamo per il centrodestra unito ovunque. Questa probabilmente è la risposta a una domanda sulle elezioni regionali. È pur vero che in questi giorni, in queste settimane, retroscena indiscrezioni, ma ormai con la conferma anche di esponenti leghisti, parlano di una Lega in solitaria invece alle elezioni amministrative in Veneto in questa primavera in tanti comuni dove il centrodestra quindi non si presenterà affatto unito e proprio a causa del partito di Matteo Salvini, con il benestare quindi del segretario regionale della Lega Alberto Stefani. Ci sono anche delle dichiarazioni di Zaia riportate dai quotidiani del gruppo NEM sull'ultima espulsione. Qui c'è dibattito, il triumvirato, l'ho letto sui giornali, ma io penso ad altro. Smentisce quindi ancora una volta il presidente della regione Veneto un suo possibile interessamento alla guida del partito di Matteo Salvini del Carroccio. Ancora si parla di terzo mandato, quarto mandato nel caso di Zaia, un altro blitz, emendamento oggi al Senato, i leghisti ci riprovano presentando il testo bocciato in commissione, il PD studia invece un nuovo testo per salvare i suoi presidenti, ma non Zaia, che appunto ha la particolarità di essere già al terzo mandato, unico presidente di regione in Italia, quando appunto oggi il limite previsto sarebbe quello dei 2 mandati. Come è riuscito a ottenere questo risultato Luca Zaia? Non soltanto grazie al suo consenso, ma anche a un piccolo trucchetto. In sostanza la Regione Veneto ha recepito la normativa nazionale in ritardo rispetto ad altre e quindi l'applicazione della norma è partita quando Zaia era già in carica nel suo primo mandato, che in qualche modo gli è valso da mandato zero. Il tetto di 2 mandati per lui parte da questo, che è il suo terzo mandato in realtà, e appunto la Lega, come è noto, vorrebbe permettere al presidente, almeno la Lega Veneta, di continuare a candidarsi probabilmente anche all'infinito. Vedremo come si concluderà questa vicenda. Nel frattempo rapidamente gli altri titoli dei quotidiani locali. Il Gazzettino parla di confronto politico, Salvini, la regione Veneto è e resterà a guida leghista, ma il segretario precisa: noi lavoriamo per il centrodestra unito. Gelo con Zaia, scrive anche il Gazzettino, l'articolo è di Alda Vanzan. Terzo mandato, quanti hanno votato a favore? Solo noi, ci riprovo ma prendo atto, dice Salvini. Sul congresso federale annuncia si farà al momento opportuno, ora bisogna vincere le europee. E sul generale Vannacci, generale sospeso dall'incarico, lo ricordiamo, per un procedimento disciplinare, dice: mi piacerebbe averlo in lista, il generale ha tutto il diritto di scrivere libri e candidarsi. Vediamo il giornale di Vicenza: il Veneto deve restare alla Lega, il centrodestra correrà unito. In fiera a Verona l'incontro tra Salvini e Zaia, il vice premier dice: se in qualche caso singolo a livello locale ci saranno incompatibilità non è una scelta nazionale. Il presidente del Veneto dichiara ancora una volta: resto concentrato sull'amministrare. E chiudiamo la rassegna stampa di oggi con un'ultima notizia, arriva sempre dalla Lega, il caso, l'articolo è di Filippo Tosatto, ma qual è il caso? L'assessore regionale Marcato, leghista arrabbiato però con il suo partito, attacca frontalmente il segretario regionale della Lega Alberto Stefani e dice: noi siamo il Dream Team, voi avete collezionato solo sconfitte. Altro che rottamazione della vecchia guardia. Quindi, secondo l'assessore regionale all'attacco del segretario, loro hanno raccolto i tonfi di Padova, Verona e Vicenza, il doppiaggio da parte di Fratelli d'Italia, e forse ci faranno perdere la regione, dice Marcato. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.